Ciao a tutti, qualcuno di voi riconosce il luogo? Ci sono dei cipressi altissimi, mm? Perché in realtà qui una volta sorgeva un cimitero, così mi hanno spiegato i miei ex alunni. Qui ho trascorso 3 degli anni più felici della mia carriera scolastica, alunni meravigliosi che ho seguito appunto per un triennio, ehm, che mi mancano tanto. Siete curiosi di sapere dove sono? E allora, aio, bene che ti conto. Mi trovo all'interno di un bar molto speciale, guardate alle mie spalle, lui è Zio Adolfo, io l'ho conosciuto molto bene qua, seduto ad uno di questi tavolini che vi sto mostrando mentre giocava a dama. Zio Adolfo ci ha lasciato a gennaio e a ottobre del 2023, quindi tra qualche mese avrebbe raggiunto il bellissimo traguardo dei 100 anni. Ma questo è un bar specialissimo anche per un'altra ragione, perché Zio Adolfo, insieme alla sua numerosissima famiglia, ha conquistato, sapete cosa? Zio Adolfo, insieme alla sua numerosissima famiglia, ben 9 figli, ben 9 fratelli erano tra loro, ha conquistato per 3 anni consecutivi il Guinness dei primati, ha raggiunto il Guinness dei primati, ha conquistato questo bellissimo e interessantissimo riconoscimento. 2012, 2013, 2014, 9 fratelli, 828 anni. 828 anni complessivi di vita, veramente tanto, ma loro, i fratelli Meli, sono così, sono spontanei, simpatici, affettuosi, cordiali, una famiglia veramente molto interessante. Vedete proprio alle mie spalle la foto di zia Consola, è arrivata alla soglia dei 108, le mancava solo un mese. E poi c'erano via via tutti gli altri fratelli che hanno raggiunto i 100 anni o si sono come zio Adolfo adesso avvicinati. Alle mie spalle c'è un bellissimo quadro in cui è incorniciata una pagina di un giornale. Qui le pagine dei giornali sono centinaia, ci sono 2 angoli interamente dedicati a questa meravigliosa famiglia. Pardesivoglu è un piccolo comune, non sono tanti gli abitanti, però ha questo dono della longevità, alla faccia di chi diceva che la base militare, con tutto ciò che comporta, con tutto ciò che viene utilizzato al suo interno, avrebbe creato poi la morte e la distruzione della sua popolazione. Pensate che ci sono tuttora una decina di centenari viventi che sono lucidissimi, perfetti di testa e piacevolissimi da ascoltare. E dite, siete curiosi? E allora cosa dovete fare? Dovete venire, veniteci! Vi ho detto che questo è un paese ospitalissimo, la mia amica Francesca mi ha già portato su un bido, diciamo così, ci sono dei pasticcini golosissimi che mi attendono, però vi voglio raccontare ancora una curiosità su zia Consola. Sapete, questa signora aveva il dono di palpare le persone quando avevano dei problemi legati alle ossa e di capire se se si trattasse di un problema di entità grave o meno. Se l'entità era grave li spediva immediatamente all'ospedale, se invece l'entità era lieve, quindi semplici distorsioni, allora lei attraverso delle manipolazioni e soprattutto una manipolazione accompagnata dalla preghiera, ricordatevi che la preghiera è ciò che ha caratterizzato tutti i centenari che io ho conosciuto, tutti. Al di là di quello che uno può credere o meno, il fatto che uno si avvicini con la preghiera alla serenità interiore, ve l'ho detto tante volte, nella vita chi ha ricevuto il dono della fede è una persona ricca e fortunatissima, perché essa ti permette di vivere in una dimensione privilegiata, e quindi lei pregava, manipolava le persone e queste guarivano. Voi direte, ma chiacchiere, sarà, però sapete in quanti se lo ricordano e in quanti la ringraziano? Bene, adesso una pausa perché i pasticcini mi aspettano e poi vi mostrerò i centenari di Pardesivoglu al di fuori, che sono raffigurati nelle fotografie, al di fuori del bar di Zio Adolfo. Ciao! Come vi ho anticipato, ora vi mostro l'immagine di zia Consola che si trova in una delle... Ora vi mostro l'immagine di zia Consola affissa a una delle pareti delle case della via principale. Sono tantissimi centenari
che ci fanno compagnia in questo percorso, però oggi interrompermi qua perché sentite quanto chiasso? È un momento molto trafficato, quindi ci tornerò o al mattino presto o alla sera, quando ci sarà più silenzio, per raccontarvi ancora tante curiosità di questo paese. Prima di lasciare, prima di congedarmi e di riprendere l'auto per tornare a casa, vi racconterò qualche curiosità. Per esempio, proprio qui all'ingresso del paese c'è l'edificio che per tanto tempo ha ospitato lo studio dentistico dei fratelli Cavizza. Proprio di fronte allo studio c'è questa bellissima immagine di Luigino De Pau, classe 1919, di una mia parente, Assunta Coni, che è stata fidanzata con mio zio Tito. È stata fidanzata con lui per tanto tempo. Mia bisnonna, che non aveva mai interferito sulle scelte dei figli, non era mai stata felice di questa unione perché aveva paura che poi, essendo parenti così stretti, potessero nascere dei figli malati, diciamo così. Poi si lasciarono, però per loro iniziativa, e poi mio zio Tito, il gemello di Meme, tutta una storia da raccontare. Poi mio zio Tito si era sposato con zia Nina e questa è un'altra bella storia che magari vi racconterò, soprattutto legata al suo nome. Vedete, adesso sto attraversando il parchetto che si trova abbastanza vicino alla scuola, diciamo elementare, è proprio di fronte al comune, bellissimo, verdissimo, tanti alberi, tutto curato, pulitissimo. E per me è naturalmente un luogo ricco di ricordi. Vengo spesso a Perdasdevogo per seguire alcune delle mie passioni ed è sempre una gioia ripassare in questi luoghi. E la prossima volta che tornerò magari vi illustrerò sia le immagini dei centenari, vi racconterò qualche curiosità su di loro. E vi illustrerò anche alcuni dei numerosissimi murales che ci sono lungo tutto il paese. Le pareti sono coloratissime e delle immagini veramente molto belle. Ciao, vi saluto, tornerò presto a Perdasdevogo per raccontarvi altre storie interessanti. A presto, ciao, grazie per aver guardato il video.